Gentili signore e signori, appassionate e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan. È sabato 17 aprile, vi parlo dal Pala Ferrarin di Breganze e tra qualche minuto andrà in scena l'ultimo match valevole per la regular season del campionato di Serie 1 hockey pista edizione 2020-2021. Vedrà opposta la locale formazione dell'Hockey Denaro Breganze al Y Sport Valdagno per appunto il match che segna il termine della stagione regolare. Poi le formazioni sono attese da opposti destini, nel senso che il Valdagno giocherà i playoff scudetto, il Breganze i playout per tentare la permanenza in Serie 1, il compito che si rivela quantomeno proibitivo anche in virtù della formula che prevede che a partecipare ai playout sono le ultime 4 al termine della regular season che conservano la metà dei punti conquistati durante la stagione regolare, quindi durante le 26 partite che si ultimeranno questa sera. Breganze sin qui ha raccolto 4 punti e le formazioni che si salveranno sono solo 2, appunto, le 4 le partecipanti, e sono molto lontane attualmente in classifica. Comunque ne parleremo più avanti. Il Valdagno arriva a giocare a Breganze dall'alto del suo 7° posto in classifica, punta ai 3 punti per cercare nell'incrocio che vede opposto invece Bassano a Lodi e di strappare appunto ai cugini bassanesi, cugini per modo di dire, c'è una rivalità altissima tra Bassano e Valdagno, il 6° posto che evita il turno preliminare dei playoff che vedrà impegnate le formazioni dalla 7ª alla 10ª posizione in classifica. Comunque vediamo allora a questo punto il programma di questa 26esima giornata, l'ultima della regular season, la 13ª del girone di ritorno. Vedrà opposte l'incontro casalingo tra Bassano e Lodi. Sarzana poi riceverà il Monza, che sarà sicura protagonista con il Breganze dei playout permanenza per la Serie A1. Poi Grosseto opposto al Montebello che è già praticamente sicuro dell'8° posto. Poi Breganze appunto e Valdagno, Correggio che andrà a giocare contro Forte dei Marmi domani, e anche domani si affronteranno Trissino e Follonica per una classifica che a un turno dalla fine vede appaiate in testa Forte dei Marmi e Amatori Vasca e Lodi appunto a 57, cioè questo testa coda di cui potrebbe approfittare Trissino che è sotto di soli 2 punti a 55. Certo del 4° posto è il Credit Agricole Sarzana a 48 punti, poi abbiamo il Galileo Follonica a 46, poi il Bassano appunto a 41, anzi a 45 Follonica, scusate, il Y Sport Valdagno a 40, poi TR Chimica Montebello a 36 punti, il Sandrigo a 30 che chiude al nono, praticamente sicuro al 9° posto, poi la BDL Correggio a 28, poi il Monza e Grosseto appaiate a 25 e poi a concludere la classifica Roller Hockey Scandiano con punti 5 e il Denaro Breganze con punti 4. Diamo lettura delle formazioni che agli ordini dei direttori di gara, che sono entrambi vicentini, Paolo Molesco di Marostica, Claudio Ferraro di Bassano de Grappa, dirigeranno appunto l'incontro. Per quanto riguarda gli ospiti del Valdagno, i portieri sono Bruno Sgaria con il numero 10 e Filippo Fongaro con il numero 1. Gli esterni sono Andrea Brendolin con il 3, Tonci De Oro, Gaston Rinaro con il numero 7, Davide Piroli con l'8, Giovanni Clodelli con il numero 9, Andrea Centeno con il numero 22, Mattia Cocco il 29, capitano, Mattia Sillero con il 77, Manuel Mir con il numero 88. A sostituire lo squalificato Diego Mirri, in panchina Massimo Caneva. Per quanto riguarda invece il Breganze, i portieri sono Fabio Mabiglia e Marco Zanfi. Gli esterni sono Stefano Dal Santo con il 53, Mattia Ghirardello con il 6, Paul Gallifa con il 7, Pietro Battaglin con il 2, Pietro Agostini con il 5, Andrea Dalla Valle con il 73, Silvio Costenaro il numero 29, capitano della formazione rossonera locale, il numero 17 poi Filippo Compagno, l'allenatore della formazione di casa è Enrico Gonzo. Quindi le squadre sono schierate adesso al centro del campo, è il 67° confronto tra le due formazioni
e quindi sicuramente questa sfida tra Breganze e Valdagno è partita particolarmente accesa e particolarmente sentita dalle opposte tifoserie, che purtroppo quest'anno non possono sedersi sugli spalti a incitare la propria formazione causa le misure restrittive in tema di contenimento della pandemia che hanno caratterizzato purtroppo questa stagione 2020-2021. Si diceva che è il 67esimo confronto tra Breganze e Valdagno. Il bilancio Breganze vede 20 vittorie della formazione locale, 2 pareggi e 10 vittorie del Valdagno. L'ultimo successo bianco-celeste risale alla stagione 2012-2013. È sicuramente un match che si caratterizza anche per essere sfida tra ex. Nel Valdagno ce ne sono almeno 3 che hanno sicuramente fatto la storia anche recente della formazione rossonera. Alludiamo a Bruno Sgaria, che è cresciuto nelle giovanili e che assieme a Tolci De Oro e Mattia Cocco vinse la Coppa Italia del 2015 e poi concesse il bis assieme a Mattia Cocco nel 2019. All'epoca erano allenati qui a Breganze da Diego Mir, che è il grande ex e che purtroppo non può essere in panchina per effetto della squalifica rimediata dopo l'incontro dell'ultimo turno, quando Valdagno ha pareggiato in casa con il Grosseto, qualifica, provvedimento che è sub iudice, e vedremo se Valdagno deciderà di fare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello contro questa sanzione che ha colpito peraltro anche il direttore sportivo Guiotto. Comunque siamo a qualche istante dal match e ne approfitto per salutare 2 miei compagni con i quali commentai un derby nel 2016-2017. Sono i cari Ivo Peretto e Domenico Tomba. Domenico Tomba è il telecronista di Valdagno, li saluto con affetto se sono a seguire questo match che sta per iniziare. Vediamo i quintetti scelti dai rispettivi allenatori. Per quanto riguarda Valdagno: Bruno Sgaria, Davide Piroli, Andrea Centeno, Mattia Cocco e Andrea Brendolin. Per quanto riguarda Breganze: Marco Zanfi, Mattia Ghirardello, Paul Gallifa, Stefano Dal Santo e Andrea Dalla Valle. È iniziato il match, c'è già stata una conclusione dell'hockey Valdagno, del White Sport Valdagno, che ora manovra con Andrea Brendolin. Lo scambio con Centeno, portoghese Centeno. Brendolin all'indietro per Piroli, l'aiuto di Mattia Cocco. Piroli ora va dietro la porta di Bruno Sgari, è iniziato a sprombattuto Valdagno, che quindi vuole cercare sicuramente di imporre i diritti di una maggior tecnica e di una maggior classe e di una classifica sicuramente migliore. Tanto la conclusione in tiro accompagnato probabilmente per andare a cercare il rimbalzo, quindi la seconda palla è avere un nuovo possesso, e questa è stata probabilmente l'intenzione di Andrea Brendolin. Ha risposto lungo Marco Zanfi, c'è poi stato una irregolarità, un fallo tecnico, non un fallo di squadra, e possesso quindi ancora per Valdagno, che ha altri 45 secondi per articolare la propria manovra offensiva con Capitan Cocco. Il tentativo di assist al limite dell'area per Davide Piroli, lo scambio, la conclusione da dietro porta di Mattia Cocco. Il tiro di prima non si è fatto sorprendere Marco Zanfi. Riparte Breganze con il primo possesso, e allora Paul Gallifa con il numero 7, il doppio passaggio con Andrea Dalla Valle, il lavoro dietro porta per Paul Gallifa, che va a scambiare con Andrea Dalla Valle, ancora i due ad articolare la manovra, mentre fermi a centrocampo Mattia Ghirardello e Stefano Dal Santo per impattare in eventuali ripartenze. C'è intanto un controllo difficoltoso di Stefano Dal Santo, che comunque elude l'iniziativa offensiva degli ospiti del White Sport Valdagno. Ancora Mattia Cocco a usufruire di un blocco, un tiro rimpallato. Riparte Breganze con Mattia Ghirardello, che è un ex, giocò a Valdagno un paio di anni fa. Poi Gallifa, quindi abbiamo 3 ex da una parte, anzi sì, 3 sono gli ex valdagnesi che hanno giocato a Breganze, uno è Mattia Ghirardello, che ha giocato una stagione a Valdagno. Dall'altra parte comunque c'è la conclusione fuori dallo specchio della porta di Paul Gallifa. Riparte Valdagno con Andrea Brendolin, lo scambio con l'ex Mattia Cocco, il capitano, il tiro ripallato, ancora Mattia Cocco in possesso dietro la porta di Bruno Sgaria, all'indietro per Andrea Centeno.
a scambiare sul settore di destra del fronte d'attacco Valdagno. C'è un fallo di squadra commesso, un blocco irregolare visto dal signor Moresco, una spinta più precisamente, e allora possesso per Braganze. 22-28 al termine della prima frazione di gioco, 0-0 il punteggio. La conclusione da lontano di Stefano Dal Santo non trova lo specchio della porta, e allora ancora possesso per gli ospiti. Braganze che pressa alto, Davide Piroli, Andrea Brendolin, ancora Brendolin a cercare la sua classica azione dietro porta con l'alza e schiaccia, fa buona guardia Marco Zanfi, non trova comunque la porta Andrea Brendolin, e allora Braganze che ha un po' di spazio con Poi Gallifa, ma rinviene bene in fase difensiva Valdagno, e allora Braganze deve ricominciare a tessere la propria manovra. L'accelerazione di Gallifa, lo scarico all'indietro per Mattia Ghirardello, non ha possibilità di conclusione perché Davide Piroli lo controlla molto bene, e allora c'è la conclusione di Stefano Dal Santo e Piroli che gli rimpalla il tiro, lo controlla praticamente, e allora siamo dall'altra parte con Andrea Brendolin, conclusione imprecisa, ma è più lesto di tutti Andrea Centeno. Valdagno ha sicuramente impresso alte cadenze alla propria manovra in questi primi 4 minuti dall'inizio del match. Qui c'è un buon intervento difensivo di Braganze che sporca una traiettoria che intendeva servire l'avanti della squadra ospite, e allora dall'altra parte con Andrea Dalla Valle a combinare con Poi Gallifa nel fronte d'attacco della formazione, a sinistra del fronte d'attacco della formazione di Enrico Gonzo. La conclusione di Mattia Ghirardello, fa buona guardia sul proprio palo Bruno Sgaria, l'ex di turno, classe 98, e c'è una buona giocata qui di Poi Gallifa che sfiora il palo. Buona accelerazione di Stefano Dal Santo che è sfortunato perché la conclusione rimpalla a un passo dalla porta di Bruno Sgaria. Qui c'è la conclusione per fortuna di Braganze precisa su una ripartenza, su una transizione ben articolata da Andrea Brendolin, però vuole imitarlo Mattia Ghirardello, ma rinviene su di lui Davide Piroli. Apprezzabile intensità difensiva messa in atto dal giocatore valdagnese. Sarà contento Diego Mir. Possesso per Valdagno, Andrea Brendolin rallenta un attimo, Valdagno impresso al match delle cadenze sicuramente elevate. La conclusione di Mattia Cocco, la palla che danza pericolosamente davanti a Marco Zanfi che aveva respinto, non aveva visto per una frazione di gioco di secondi la palla che era finita sopra la propria gabbia. Allora però siamo già dall'altra parte, un match senza soluzione di continuità. Stefano Dal Santo, bella l'azione la girata di Andrea Dalla Valle, il palo interno a negare la gioia del gol al numero 73 locale. La migliore occasione per sbloccare il risultato sinora l'ha avuta Braganze con Andrea Dalla Valle. La conclusione ancora di Stefano Dal Santo, buon momento di Braganze, sicuramente rinfrancato dalla giocata molto bella, apprezzabile di Andrea Dalla Valle, una semitrottola con conclusione di rovescio. Il palo interno con la traversa ha negato la gioia del vantaggio a Braganze, che ha avuto un ottimo impatto sul match. Cercava forse per un attimo di ripetere la giocata nella Valle, ma l'ha controllato bene Mattia Cocco, memore dell'abilità che ha dimostrato l'avanti braganzese nella circostanza. Ancora Cocco a contendere il possesso ad Andrea Dalla Valle, un atteggiamento particolarmente aggressivo. Dalla Valle cercava lo scarico all'indietro, ma si è avventato sulla sfera Davide Piroli. La conclusione di Piroli, fa buona guardia Marco Zanfi che risbatte il tiro, poi ancora Braganze a rimpossessarsi della sfera. Attenta la formazione rossonera a non concedere la seconda palla, che è sempre pericolosa in caso di deviazione del portiere, magari che respinge in avanti un tiro scagliato dagli avversari. Mattia Cocco, pressato dall'ex compagno Stefano Dal Santo che lo conosce bene, commette l'irregolarità perché non supera la propria metà campo nel tempo concesso dal regolamento, e allora Poi Gallifa per Braganze dietro porta, ne contende il possesso in maniera irregolare secondo il signor Ferraro. Siamo già al secondo fallo di squadra commesso dalla formazione ospite. 18 minuti e 11 al termine della prima frazione di gioco. La buona combinazione tra Gallifa e Ghirardello, tiro di prima intenzione di rovescio, la parata di Bruno Sgaria. Siamo però dall'altra parte con Andrea Centeno. Ragazzi, ha avuto buon impatto sul match sicuramente,
Valdagno peraltro era partito a sprombattuto, ma adesso diciamo pure che il match si è fatto sicuramente più equilibrato dei primi minuti, allora quando Valdagno pareva in grado di esercitare i diritti di una maggior classe. Per ora però Braganza ha saputo ribattere e ha avuto la migliore occasione, ripetiamo, con il traversa a negare la gioia, la palla rimbalzata davanti alle spalle di Bruno Sgaria, che nella circostanza era stato battuto dalla buona giocata di Andrea della Valle. Ma torniamo in cronaca con Stefano Del Santo a sfidare Mattia Cocco, non trova spazio perché il campo è finito e allora è andato dietro porta sull'angolo basso alla destra del fronte d'attacco di Braganze che gira bene palla avanti e indietro. La conclusione di di Mattia Ghirardello, rimpallata da Andrea Brendolin, che in questo momento è in possesso della sfera. Supera molto bene un avversario, nella circostanza era Stefano Del Santo, ma non poi Gallifa, che lo ha controllato bene. Braganza sta mostrando un'ottima intensità difensiva, quella che magari qualche volta è mancata nel corso della stagione, che spiega purtroppo la seconda peggior difesa della Serie 1 con 153 reti subite. Tanto per dire, Valdagno sin qui ha subito 80 reti. Siamo dall'altra parte comunque con Andrea Brendolin. Bravo Marco Zanfi a chiudere sul primo palo la conclusione del numero 3 ospite. Braganza che ora ha un'opportunità offensiva con poi Gallifa, rallenta e poi tenta il tiro di rovescio, non trova la porta. Siamo anche per l'opposizione dei difensori ospiti. Mattia Cocco, il capitano ospite, Davide Piroli, Andrea Brendolin. Alle viste il primo cambio dovrebbe entrare Manu Mir, il figlio dell'allenatore valdagnese, ex di lusso, lo ricordiamo. 2 stagioni per lui qui, anzi 2 e mezzo, perché purtroppo la stagione scorsa si è conclusa anzitempo, e una Coppa Italia e anche una importante partecipazione alla Final Four di Coppa CERS nella stagione 2017-2018. Il cambio di Andrea Brendolin lo sostituisce Manu Mir, che fa il suo ingresso nel terreno di gioco. Mattia Cocco, Mir, attenzione, un'ottima combinazione sull'asse Mir-Centeno, la palla vagante in area, ha tentato di sorprendere tutti Manu Mir con il numero 88, rimpallato la sua conclusione. Entra intanto Pietro Agostini, autore di una buona prova nell'ultima sfortunata esibizione di Braganza in quel di Lodi. Ci sembra doppietta per lui, 6 le reti stagionali di quelle messe al segno da Pietro Agostini sin qui, che ha dato il cambio ad Andrea Dalla Valle. C'è intanto un richiamo ufficiale mentre il gioco si interrompe per il primo time out chiesto da Braganza. Un richiamo, quindi il warning che il signor Ferraro ha combinato al numero 7 locale, poi Gallifa. Time out quindi, dicevamo, di Pietro Agostini. 6 le reti messe a segno appunto dal numero 5 della squadra rossonera. Altrettanto ci sembra il bottino di Manu Mir. I due sono stati compagni di squadra nel Braganza, che ha vinto il titolo di campione d'Italia nella categoria Under 17 nel 2019 in quel di Giovinazzo che ci sembra ospiterà una delle finali di categoria giovanile nel prossimo mese di giugno. Anche Sandrigo peraltro si è aggiudicata l'organizzazione della manifestazione quest'anno, le finali giovanili, e ci sembra una decisione dettata anche questa purtroppo dalla pandemia. Non si svolgeranno in unica sede per tutte le categorie, ma le varie categorie saranno dislocate in varie piste del territorio nazionale, e poi ci saranno finalmente, lo aspettavamo con ansia, lo svolgimento dei Roller Games italiani in Romagna, ai quali per esempio parteciperà Braganza con la propria formazione Under 19. Ma torniamo in cronaca con Manu Mir a scambiare con Andrea Centeno. L'accelerazione con Clodelli, doppio cambio quindi ordinato dalla panchina valdagnese. Il quintetto di movimento di Valdagno, il quartetto di movimento di Valdagno, scusate, è composto da Davide Piroli, Giovanni Clodelli, Manu Mir e Andrea Centeno. Ma siamo con Braganza in possesso di palla con il numero 5 Pietro Agostini,
pressione molto alta ordinata da Vallagno, che va a marcare alto anche a metà campo, ad impedire facili giocate alla formazione di casa. Infatti c'è quasi una liberazione di palla. Attenzione qui il tentativo di Pietro Agostini di trovare davanti a Bruno Sgaria poi Gallifa, ma si sono chiuse le maglie della difesa vallagnese, che ha alzato le cadenze difensive, alzando anche il pressing a livello anche oltre la metà campo, e ha costretto Breganze a forzare qualche giocata. Ancora Clodelli è al primo anno a Vallagno, viene dal Montecchio Precalcino e è trisinese, ma ha giocato per anni in quel di Sandrigo. Gallifa intanto, il tentativo di servizio in area per Mattia Ghirardello, il tocco ravvicinato, la parata con il gambale di Bruno Sgaria. Dall'altra parte la conclusione di Davide Piroli, la parata di Marco Zanfi, e ancora Breganze in possesso con il suo numero 7 che cerca ma non trova Mattia Ghirardello, perché è rivenuto su di lui Giovanni Clodelli in seconda battuta, e con l'aiuto di Andrea Centeno va ad orchestrare una nuova manovra offensiva per gli ospiti. Clodelli, lungo sponda, rientra verso il centro, va da Davide Piroli, il blocco di Centeno a favorire Piroli. Bravo Mattia Ghirardello a capire tutte le intenzioni degli avanti ospiti, a proporre una potenziale ripartenza per Breganze. Poi Gallifa a cercare Pietro Agostini, ma rinviene su di lui, ringhia come si suol dire. Davide Piroli si libera bene, tenta la conclusione ma fa buona guardia. Bruno Sgaria dall'altra parte, un tiro che sibila non molto lontano dal secondo palo di Marco Zanfi. La conclusione è stata di Giovanni Clodelli. Buon per Breganze, che non ha trovato la porta, perché era sicuramente un'ottima transizione quella nella fattispecie del numero 9 ospite. E allora Breganze ad orchestrare la propria manovra usufruirà di un fallo tecnico sull'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione di Enrico Gonzo. Si fa vedere Mattia Ghirardello, riceve da Paul Gallifa, gli ridà la sfera, gli libera lo spazio. C'è una lamentela di Paul Gallifa, voleva un fallo, non sono dello stesso avviso i direttori di gara, che sin qui hanno ben diretto il match. Poi c'è Bruno Sgaria che resta a servire per la ripartenza Manumir, che va all'indietro da Giovanni Clodelli e va a trovare la rete del vantaggio. Buona transizione questa di Valdagno, che a 11:50 dal termine della prima frazione di gioco va in vantaggio con il suo numero 9 Giovanni Clodelli. Quindi si sblocca il match. Sport Valdagno 1, Breganze, Hockey Lanaro Breganze 0. Marcatore Giovanni Clodelli. Cambio intanto ordinato dalla panchina rossonera. È entrato in pista Pietro Battaglin, la conclusione subito di Stefano Del Santo, che va alla caccia della sfera ma la perde, è sfortunato nel rimpallo. Peccato, perché il match era sicuramente equilibrato dal punto di vista di Breganze. In ogni caso il vantaggio di Valdagno non fa una grinza, se non altro perché il gol è stato di pregevole fattura, una buona ripartenza ben orchestrata con l'assist all'indietro mi sembra di Manumir per Giovanni Clodelli, che è entrato al quadri dell'ingresso dell'area, sorpreso, ha battuto più che sorpreso, imparabilmente Marco Zanfi. 1-0 quindi per gli ospiti della Sport Valdagno. Pietro Battaglin per Breganze, all'indietro da Stefano Del Santo, ancora Mattia Ghirardello, Battaglin, Ghirardello, la conclusione di Ghirardello, la parata di Bruno Sgaria, Pietro Agostini, Mattia Ghirardello, Stefano Del Santo, il doppio blocco, ne approfitta Stefano Del Santo e va alla conclusione, ma ancora si fa trovare pronto e presente Bruno Sgaria. La combinazione ora tra Stefano Del Santo e Pietro Agostini. Recuperano palla gli ospiti, un buon raddoppio orchestrato da Centeno e Clodelli. Entra in pista intanto Tonci De Oro, gli ha dato il cambio Manumir, e l'altro grande ex della serata Tonci De Oro. La Coppa Italia del 2015 e la Supercoppa del 2015 conquistate qui a Breganze dal Tonci, e tanti incroci con
obiettivo su scudetto, coppe europee, compagnia bella. Anni indimenticabili quelli di Tonci di Oro qui a Breganze. Breganze che quest'anno ha optato per una scelta coraggiosa a dare fiducia ai giovani del vivaio. Sicuramente avevano bisogno di fare esperienza, l'hanno fatta, è stata sicuramente una stagione importante da questo punto di vista. I risultati non hanno detto sì finora, ma l'impegno non è mai mancato. Questo va sottolineato sicuramente. Possesso per Breganze. Situazione falli di squadra, 4 quelli commessi dal Y Sport Valdagno, 1 quelli commesso da Breganze, che ha avuto un warning sventolato. Attenzione, ottima la giocata di Pietro Battaglin. Fortunato nel primo rimpallo e bravissimo poi a trovare una ottima conclusione, ma ha risposto presente Bruno Sgaria e non è una novità. Bruno Sgaria è sicuramente uno dei migliori portieri dell'hockey pista italiano e anche nella circostanza lo ha pienamente dimostrato. Giovanni Clodelli sfidato da Pietro Agostini che lo ha contenuto bene. De Oro Dal Santo ringhia su di lui. Sono due mancini, la conclusione di ora è imprecisa. Andrea Brendolin, il passaggio impreciso, intendeva servire Tonci De Oro. Ancora Manumir pronto a entrare sul terreno di gioco. Battaglin che si era disimpegnato bene qualche istante fa. Pietro Agostini gli contende il possesso Andrea Brendolin, ancora Battaglin che è bravissimo nel difendere palla e a liberarsi all'indietro. L'accelerazione di Stefano Dal Santo che va a cercare al centro dell'area Pietro Agostini, era una buona intenzione, recupera ancora, volitiva l'azione del numero 53 locale, sempre presente Stefano Dal Santo in questa stagione. La conclusione da lontano, ancora la parata di Bruno Sgaria, rimpallata il tentativo di attacco di Tonci De Oro. Breganze che ha alzato anche le cadenze difensive giustamente alla ricerca del pareggio. Breganze è sicuramente in partita, che se Valdagno, ripetiamo, ci pare di poter dire comunque meritatamente in vantaggio. Battaglin, Agostini, si libera all'indietro con un servizio per Stefano Dal Santo. La conclusione l'ha presa, non so se l'ha presa Andrea Brendolin effettivamente. Manumir intanto è rientrato, attenzione, una palla vagante, si stava avventando il numero 3 ospite, bravo nella circostanza invece Pietro Battaglini a soffiare sfera, e bravo Pietro Agostini, sfortunato, un altro palo a negare la gioia del gol. Si era liberato bene Pietro Agostini, ha avuto una buona transizione, la conclusione, il palo a negare la gioia del gol che avrebbe meritato sicuramente nella circostanza. Due volte quindi i pali o traversi a negare la gioia del gol alla formazione locale. Attenzione qui, un ottimo lavoro da dietro porta di Davide Piroli. Tentava di ripartire in velocità Pietro Battaglin, lo hanno fermato, ma ancora possesso per Breganze. Stefano Dal Santo, un match sicuramente da cadenze intense, un passaggio impreciso e allora c'è Andrea Centeno che va da una buona combinazione questa di Valdagno con Davide Piroli che per un non nulla ha trovato una deviazione difensiva a negare la gioia del gol. È stata sicuramente un'ottima combinazione questa messa a segno dagli avanti ospiti. Valdagno che sta vincendo 1-0, Breganze comunque che è in partita. Ancora poi Gallifa ad andare a prendere la respinta di Bruno Sgaria che era finita dietro porta. La conclusione di Sgaria, ancora la parata di Bruno Sgaria che si ripete su Poi Gallifa, la conclusione di Tonci De Oro che il signor Ferraro prima della conclusione, che peraltro è entrata in porta, ha fischiato un blocco irregolare a Valdagno, quinto fallo di squadra, quindi non si può nemmeno parlare di rete annullata. Siamo peraltro a 5 minuti e 54 dal termine della prima frazione di gioco e Valdagno in vantaggio, Y Sport Valdagno in vantaggio in quello che Giannino Danieli
il decano dei giornalisti che scrive sul giornale di Vicenza, ha soprannominato Derby delle Nevi, perché quando la stagione iniziava ai primi di gennaio-febbraio negli anni 70, molte volte si giocava questa sfida e fuori aveva appena nevicato, alla pista Lido o anche all'oratorio di Breganze, ma stiamo parlando sicuramente di un'altra epoca. Va bene anche questa, magari se finisse la pandemia saremmo tutti meglio, è l'auspicio probabilmente che che mi sento di condividere con chi ci sta ascoltando e vedendo. In ogni caso, le telecamere della piattaforma FIS TV ci consentono, se non altro, di vedere questo sport. Speriamo di offrirvi un commento piacevole. Perdonate qualche strafalcione, ma sicuramente cerchiamo di offrirvi un buon servizio, e i protagonisti principali sono gli operatori Flavio Zattera e Filippo Zattera di Studio 7 HD, che consentono la visione di questa partita. Si riparte intanto con Stefano Dal Santo, poi Gallifa per Breganze, rossoneri quindi in possesso, sotto nel punteggio, non nel gioco, anche se Valdagno sicuramente ha imposto sin qui i diritti di una maggior classe, peraltro di misura, perché vince 1-0 e quindi il match è sicuramente aperto. Ancora Andrea Dalla Valle, contratto da Mattia Cocco, che era entrato nel terreno di gioco. Una buona combinazione con Pietro Battaglin, scusate. Allora vediamo i quartetti. Breganze con Battaglin, Dalla Valle, Gallifa e Dal Santo, Valdagno con Cocco, De Oro, Manumir e Davide Piroli. Riparte Valdagno con Davide Piroli, Tonci De Oro, Mattia Cocco, Manumir. La conclusione di Manumir ribattuta dal bastone di Pietro Battaglin, la conclusione di Tonci De Oro rimpallata, e allora Breganze che con l'allungo di poi Gallifa riviene su di lui Davide Piroli, che lo contiene molto bene, ma è ancora possesso per Breganze con Pietro Battaglin. Fallo di squadra, il sesto commesso da Valdagno, quindi sarà punizione a 2 passi dal limite dell'area. Il signor Moresco fa segno che si riprenderà dopo il suo fischio. Stefano Dal Santo che va a colpire, speriamo non in modo grave, Andrea Dalla Valle. Sì, lo vediamo lamentarsi vicino, ci sembra vicino a tenersi la mano sul collo. È stata una conclusione di prima intenzione. Chiamano l'intervento dei sanitari, i giocatori in pista. È stata una brutta botta, perché è stata una conclusione ravvicinata abbastanza forte. Vediamo. Vediamo se Andrea Dalla Valle sarà in grado comunque di rialzarsi e non di proseguire il gioco, perché a termini di regolamento dovrà essere sostituito perché sono entrati i sanitari, ma questo è irrilevante. La cosa più importante è che stia bene, anche se ha preso una brutta botta. Quando succedono queste cose, la prima cosa è vedere se viene colpito il viso, perché recentemente sono successe anche cose spiacevoli. Da questo punto di vista no, si è rialzato per fortuna Andrea Dalla Valle. È una brutta botta e ci sembra solo questo. Meno male. Dalla Valle è stato sostituito da Filippo Compagno con il numero 17, mentre vediamo che Stefano Dal Santo e poi Gallifa stanno discutendo con l'arbitro Moresco relativamente al fallo assegnato in precedenza. Probabilmente Stefano Dal Santo deve avergli detto che non aveva chiesto la distanza, si riservava praticamente il diritto di battere velocemente, mentre il signor Moresco aveva fatto segno che ci sarebbe ripreso dopo il suo fischio. Mi sembra fosse questo il motivo del discutere tra il numero 53 locale e il direttore di gara. Comunque si riprende la conclusione di Tonci De Oro. Ha colpito un proprio compagno, Manumir, un po'
a parti invertite quello che è successo qualche istante fa tra Stefano Dal Santo e Andrea Dalla Valle. 3,59 intanto al termine della prima frazione di gioco. 1-0 per Wisport Valdagno. Mattia Cocco, Tonci De Oro, la palla in area, il primo ad avventarsi è stato Manumir. Buon per Braganza che non ha trovato la porta. Poi Galiffa all'indietro per Pietro Battaglin a scambiare il numero 2 e il numero 7 della squadra rossonera. Il tentativo di servire al centro Filippo Compagno che riesce a servire all'indietro Pietro Battaglin, la conclusione di Battaglin imprecisa. Ancora Filippo Compagno in possesso, lo affronta un difficile cliente Manumir, che è sicuramente giocatore di ottimi fondamentali soprattutto nel pattinaggio. La conclusione qui di Paul Galiffa, cercava magari di giocare da centro boa, se usiamo una metafora di carattere pallanuotistico Filippo Compagno, ma non ci è arrivato a toccare quella palla. Siamo dall'altra parte con Tonci De Oro, Mattia Cocco, lo scambio tra Mattia Cocco e Tonci De Oro, ancora Tonci De Oro in possesso, Tonci De Oro con una maschera a proteggere il viso e gli occhi. La conclusione di Mattia Cocco rimpallata dai parastinchi di Pietro Battaglin, ancora Tonci De Oro, bravo Filippo Compagno a portargli via la sfera, prova a ripartire poi Galiffa. Cerca di entrare in area, lo contrasta ai limiti del regolamento Mattia Cocco e sventa quindi la minaccia. Siamo dall'altra parte con Tonci De Oro all'indietro per Mattia Cocco. Mattia Cocco si libera molto bene, una giocata di classe, di quelle che caratterizzano questo giocatore che a 37 anni dà ancora lezione sicuramente di capacità di palleggio e di dribbling nella circostanza. Buona la conclusione, la parata di Marco Zanfi. Marco Zanfi sin qui ha dovuto cedere. Attenzione, qui c'è una buona manovra orchestrata da Galiffa e Compagno. Compagno ha servito di nuovo il suo numero 7 sul primo palo. Buon per Valdagno, che Bruno Sgari è stato attento a chiudere con il puntale sul primo palo. Qui c'è un altro fallo di squadra commesso da Breganze. Siamo ormai a 1 minuto e 41 dal termine della prima frazione di gioco. Con Valdagno in possesso, vedremo se la formazione ospite cercherà di ragionare, magari di portarsi a riposo anche del vantaggio risicato, ma importante per la formazione ospite, che confida dell'incrocio tra Bassano e Lodi per provare ad artigliare il sesto posto, che vorrebbe dire evitare un turno preliminare di playoff. Qui c'è una buona iniziativa di Tonci De Oro, sventata da Filippo Compagno in altrettanto ottima giocata difensiva. La conclusione di Filippo Compagno, la parata di Bruno Sgaria, la ripartenza pericolosa di Mattia Cocco che va a infilarsi un imbuto dal quale esce Breganze con poi Galiffa. Filippo Compagno non trova l'ultimo controllo, aveva avuto una buona intuizione di spostarsi palla da una parte all'altra. Siamo dall'altra parte però con Mattia Cocco che in ripartenza su assist di Tonci De Oro trova il gol del raddoppio da una buona opportunità dalla parte breganzese. Con Filippo Compagno siamo andati in ripartenza dalla parte opposta e sull'asse Tonci De Oro, Mattia Cocco, Valdagno costruisce la seconda marcatura, quindi Valdagno a 52 secondi e 80 centesimi dalla fine della prima frazione di gioco è in vantaggio 2-0 a Breganze. Stefano Dal Santo, la conclusione imprecisa, sarà possesso per Valdagno. Breganze quindi ha concesso il secondo gol nell'ultimo giro di lancette alla formazione ospite. Non ci voleva per Breganze, perché sarebbe stato importante andare a riposo magari sotto di 1, anzi adesso poi ci dovrà giocare la formazione di casa un secondo tempo a cercare di risalire la china. Una doppia marcatura importante per Valdagno, che ripetiamo ha sicuramente un obiettivo con vista al sesto posto. Attenzione, qui non ha creduto nel tentativo di magari di cercare la conclusione Pietro Battaglin, che ancora viene servito al centro.
riviene su di lui Capitan Cocco, 5 secondi al termine della prima frazione di gioco. Valdagno quindi concluderà in vantaggio la prima frazione sul doppio vantaggio, ripetiamo, 2-0 quindi, con cui si chiude la prima frazione di gioco. White Sport Valdagno in vantaggio in virtù delle reti messe a segno da Giovanni Clodelli e Mattia Cocco. A risentirci tra una decina di minuti per il secondo tempo di questo derby che chiude la stagione regolare per Breganze edizione 2020-2021.
posso usare a parlare? Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palla Ferrarin di Breganze, vi parla Fausto Pozzan. Tra una cinquantina di secondi avrà inizio il secondo tempo di questo match valevole per la 26esima giornata, 13esima di ritorno, che va a chiudere la regular season del campionato 2020-2021. Il campionato giocato interamente in tempo di pandemia, purtroppo quasi tutto a porte chiuse, e che ha visto il Breganze per ora ultimo in classifica, opposto al Wisport Valdagno, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Giovanni Codelli quando mancavano 11 minuti e 50 secondi al termine della prima frazione di gioco. Ha raddoppiato la formazione ospite con il gol dell'ex Mattia Cocco, numero 29, a 52 secondi e 80 centesimi dal primo stop. Quindi è quasi tutto pronto per iniziare il secondo tempo. Breganze che schiererà ancora Marco Zanfi a difendere i pali, Stefano Dal Santo, poi Gallifa, Pietro Agostini e Mattia Ghirardello, mentre per quanto riguarda Valdagno, Bruno Sgaria, Davide Piroli, Andrea Centeno, Andrea Brendolin e Mattia Cocco. I direttori di gara, i signori Ferraro di Bassano del Grappa e Paolo Moresco di Marostica, per un derby veramente tutto vicentino. Hanno ordinato la ripresa del gioco e possesso ora per Valdagno, dopo una conclusione di Breganze ben controllata dal portiere ospite Bruno Sgaria. Andrea Brendolini dietro la porta di Marco Zanfi, va a rifugiarsi all'indietro da Davide Piroli. Ancora in possesso il numero 8 Valdagnese, questa sarà la formazione ospite in tenuta gialla. Centeno, Piroli, la conclusione di Andrea Brendolin ben controllata da Marco Zanfi, riparte Breganze, un buon controllo lungo sponda di Pietro Agostini, ringhia su di lui Davide Piroli, ancora poi Gallifa per Breganze. Nulla da fare per la formazione di casa, sta difendendo bene Valdagno, probabilmente sin qui ha costruito il proprio vantaggio sicuramente. Ancora Centeno, conclusione, la parata di Marco Zanfi, Andrea Brendolin a tentare un'accelerazione, la conclusione di Andrea Brendolin rasoterra a cercare il secondo palo, buon per Breganze che non l'ha trovato. Allora Mattia Ghirardello cercava un assist per Pietro Agostini, ha trovato invece il pattini di Andrea Centeno, c'è poi la conclusione di Mattia Ghirardello oltre la distanza regolamentare e allora sarà possesso per Valdagno. 23-25 al termine del match, la formazione ospite in vantaggio per 2-0 qui al Palla Ferrarin di Breganze per questo sabato 17 aprile, 26esima giornata. Breganze che ha una ripartenza con Stefano Dal Santo in ottima accelerazione, va a cercare sul primo palo Pietro Agostini che controlla la finta di tiro di Pietro Agostini, lo scambio ravvicinato con Paul Gallifa, il passaggio all'indietro, impreciso qui il passaggio di Mattia Ghirardello con Stefano Dal Santo che preferisce incassare la penalità, il fallo tecnico dei 5 secondi anziché tentare un rinvio magari impreciso e consentire quindi a Valdagno una buona manovra offensiva. Valdagno deve giocare a difesa schierata invece e allora Mattia Cocco lo contrasta Pietro Agostini, ma Mattia Cocco si libera bene, ma sulla palla vagante poi nella conclusione degli avanti valdagnesi, peraltro velleitaria, si è avventato per primo Pietro Agostini, tentava di servire il lungo sponda a Mattia Ghirardello, c'è stata una deviazione, la palla è uscita dal terreno della pista e allora sarà comunque Breganze in possesso, con Valdagno però che sceglie di pressare alto a mettere in difficoltà la ripartenza della formazione di casa. Mattia Ghirardello però va a trovare il lungo sponda, poi Gallifa che trova un brutto cliente, Davide Piroli ha difeso molto bene il numero 8 ospite sin qui e allora Mattia Ghirardello dietro la porta va a tentare di portargli via a sfera Andrea Brendolin
Possesso per Valdagno, irregolarità commessa dal numero 6 di casa. Reo secondo il signor Ferraro di aver avuto un controllo irregolare della palla. Andrea Brandolin, Davide Piroli, dietro porta, si gira, cambia direzione Piroli, sempre in controllo Valdagno e sempre a pressare. Abbiamo quasi 4 giocatori al limite dell'area. Valdagno, ottima giocata, innalza e schiaccia con tiro finale di Mattia Cocco, che ha trovato i gambali di... ha trovato un Marco Zanfi ben piazzato. Pietro Agostini dall'altra parte, il tentativo di assist di Pietro Agostini per Stefano Dal Santo a un passo dalla porta. Intanto l'uno contro uno di Stefano Dal Santo ha trovato il pattino di Mattia Cocco in posizione regolare. La ripartenza di Breganze, Agostini la conclusione, peccato, imprecisa, cercava il secondo palo, non l'ha trovato, peccato, era una buona opportunità questa. Breganze ha colpito 2 volte le trasversali della porta di Bruno Sgaria, una volta con Dalla Valle, l'altra volta con Agostini. Peccato nelle circostanze. Qui c'è un blocco irregolare commesso da Mattia Cocco. 20:39, settimo fallo di squadra commesso da Valdagno. Ci spiegano il signor Ferraro e Mattia Cocco. Allora Mattia Ghirardello, Gallifa, l'accelerazione di Gallifa, dietro porta il numero 7, 16 gol qui, una buona combinazione tra Gallifa e Agostini. La conclusione di Agostini non ha trovato la porta purtroppo per Breganze. Siamo dall'altra parte, buon recupero difensivo di Pietro Agostini a proporre quindi una nuova manovra d'attacco per i suoi. Intanto è uscito Stefano Dal Santo, gli ha dato il cambio Pietro Battaglin. 20 minuti al termine. Battaglin il più lesto ad avventarsi su una palla vagante nell'angolo basso alla destra del fronte d'attacco rossonero. Si è liberato all'indietro con passaggio per Pietro Agostini. Ancora Agostini a combinare bene. La conclusione di Agostini, peccato, imprecisa. Comunque ha avuto un ottimo impatto sul match il numero 5 rossonero. 6 gol per lui, doppietta ci sembra nella scorsa esibizione di Breganze, in quel di Lodi. Trasferta sfortunata, ma al cospetto dei primi della classe che si contendono il primato in regular season con il Forte di Marmi. Prossima settimana Lodi e Forte di Marmi saranno protagonisti assieme a Sarzana e Follonica della Final Four di Coppa Italia. In quel appunto a Forte di Marmi, qui c'è il tentativo di alza e schiaccia intanto di Mattia Cocco, una deviazione, sarà possesso per Valdagno. Il signor Ferraro fa segno che si riprenderà il gioco al suo fischio. 19 minuti al termine della sfida tra entrambe le formazioni, dalle vicentine, dall'opposto destino in questa stagione. Attenzione qui, Andrea Centeno, bravo Marco Zanfi a chiudergli il secondo palo sul gancio del numero 22 ospite. Ottima la parata di Marco Zanfi. Qui c'è la conclusione di prima intenzione di Mattia Ghirardello, non si è fatto però irretire Bruno Sgaria. Qui c'è la stecca di Marco Zanfi, molto attento a impedire la conclusione ravvicinata di Andrea Centeno su assi del dietro porta di Davide Piroli. Intanto è entrato per Breganze il capitan Costenaro ed è entrato Banumir per Valdagno. Costenaro ha dato il cambio al numero 53 Stefano Dal Santo, è entrato anche poi Gallifa, è uscito anche Pietro Agostini. Attenzione qui, cade in area Silvio Costenaro, non ravvisa l'irregolarità il signor Moresco. E allora siamo dall'altra parte
con Andrea Brandolin che dà il cambio a Giovanni Clodelli, l'autore del gol che ha sbloccato il risultato questa sera. È stato l'acquisto invernale di Valdagno, viene da Montecchio Precalcino. Giovanni Clodelli, mai di Trissino. E in questa seconda parte di stagione gioca con Y Sport Valdagno. Mir per Clodelli. Valdagno in controllo, ma non è un controllo ragionato, è un controllo alzando le cadenze senza rischiare nulla, alla ricerca del terzo gol. Una pressione alta anche in fase offensiva. Abbiamo visto 4 giocatori quasi al limite dell'area come in questa circostanza, guardate. Solo in questo momento Piroli è arretrato quasi al centro, quasi a metà campo, quindi Valdagno che sta accelerando letteralmente. Vuole andare a mettere la parola fine al match, a segnare il terzo gol che vorrebbe sicuramente dire un'ipoteca importante per la conquista di 3 punti vitali per Valdagno, per tentare di andare a soffiare sulla dirittura d'arrivo il sesto posto al Bassano. Una sfida nella sfida, quindi Bassano-Valdagno è un derby la cui rivalità è particolarmente sentita. Quest'anno le tifoserie non si sono potute esprimere. Ci auguriamo lo possano fare a partire dalla stagione 2021-2022. Ma intanto qui torniamo in cronaca, perché anche questo è un derby importante che ha scritto pagine di storia significative nell'hockey vicentino e non solo. Nello scorso decennio Valdagno e Breganze hanno conquistato significative affermazioni. Valdagno i 3 scudetti che ha, Breganze le altre 2 Coppa Italia sul proprio palmarès. Questi sono i titoli forse principali. Anche Valdagno ha vinto la Coppa Italia peraltro. Attenzione qui, Filippo Compagno nello scorso decennio. Costenaro un cattivo controllo, concede ripartenza a Davide Piroli, buon per Breganze che non ha trovato la porta. Qui non intervengono i direttori di gara, è caduto Andrea Centeno. Si riparte per Breganze con Stefano Dal Santo, contrastato da Davide Piroli. Rimane in piedi il numero 53 di casa. Ora Costenaro, Battaglin, l'accelerazione di Battaglin. Costenaro ancora, la figlia di tiro di Costenaro, il passaggio, il dai e vai tra Costenaro e Compagno. Giovanni Clodelli trova all'esterno della rete, sulla ripartenza di Valdagno. Siamo dall'altra parte, su e giù tra delle squadre, aumenta lo spettacolo. Qui c'è un'altra palla vagante in area e c'è il fallo di Filippo Compagno, il quarto commesso da Breganze. Situazione falli di squadra, 8 commessi da Valdagno, 4 commessi da Breganze. Situazione punteggio 2-0 per la Y Sport Valdagno a 14 minuti e 35 secondi dal termine di questo match valevole per la 26esima giornata, ultima della stagione regolare del campionato di hockey pista Serie 1 edizione 2020-2021. Time out chiesto da Enrico Gonzo, allenatore di Breganze. Non sono alle viste sostituzioni, ci sembra. Anzi, è entrato Tonci De Oro, per la verità. Quindi Valdagno con De Oro, Clodelli, Centeno, Manumir, Breganze con Costenaro, Filippo Compagno, Pietro Battaglin e Stefano Dal Santo in porta per Breganze. Marco Zanfi in porta per Valdagno, Bruno Sgaria. Cattive notizie per i tifosi valdagnesi, perché Bassano all'intervallo vinceva 2-0, 3-0 per Sarzana nei confronti del Monza, 6-1 largo di Grosseto nei confronti del Montebello, mentre Correggio, Forte dei Marmi e Trissino Follonica si giocheranno domani. A concludere il programma mercoledì la sfida tra Sandrigo e
roller Scandiano. Ma torniamo in cronaca. Manomir, Clodelli sull'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco Vadagnese, dietro porta ora Manomir, ancora all'angolo, esce dall'angolo, gli contende il possesso Pietro Battaglin, cattivo controllo di Silvio Costenaro sul passaggio di Pietro Battaglin, e allora siamo con Filippo Compagno che non riesce a controllare un passaggio centrale in area di Stefano Del Santo, che lotta e riconquista palla. Attenzione, Filippo Compagno, peccato, aveva superato con un pallonetto Bruno Sgaria ma non ha trovato la porta. Un passo da riaprire il match Breganze con il suo numero 17 Filippo Compagno, peccato. Ma siamo dall'altra parte con Manomir, a Valdagno a tessere la tela, una tela rapida qui con Manomir che tenta di andare via in dribbling, lo ferma Stefano Dal Santo, riparte Breganze ancora con il suo numero 53 Filippo Compagno, dietro la porta di Bruno Sgaria, è stato a un passo da mettere a segno il punto del momentaneo 1-2 il numero 17 rossonero. Silvio Costenaro a contendere il possesso a Todici Oro che si libera. Attenzione qui, buono l'intervento difensivo di Filippo Compagno a non consentire una deviazione a un passo da Marco Zanfi e gli avanti di Massimo Caneva questa sera, che sostituisce lo squalificato Diego Mir. Un altro fallo di squadra commesso da Breganze, il time out, siamo ormai a metà della seconda frazione di gioco. (12:40) al termine del match. Time out allora l'ha chiamato Massimo Caneva, allenatore di giornata per la Y Sport Valdagno. Breganze è sotto nel punteggio ma non demorde, del resto è stato forse la costante della formazione di Enrico Gonzo, subentrato a Sergi Punset nel corso della stagione. In sede di presentazione della partita il tecnico rossonero ha ricordato appunto che andò a sostituire Sergi Punset alla vigilia appunto di Valdagno Breganze, che chiudeva il girone d'andata all'inizio di questo mese del mese di gennaio di quest'anno. Si riparte, quindi Valdagno avanti 2-0. Clodelli e De Oro a ricominciare un'azione d'attacco per la formazione ospite, che ha 13 secondi per andare al tiro. L'accelerazione di Manomir, il recupero di Pietro Battaglin, il servizio per Stefano Dal Santo, ancora Battaglin, il tentativo di servire in diagonale Stefano Dal Santo, il passaggio era obiettivamente difficile da controllare, quindi non c'è riuscito il numero 53 della formazione di casa. Dall'altra parte Clodelli ha ricevuto da De Oro, Mattia Cocco, è rientrato il capitano ospite, il doppio passaggio e il possesso sarà per Breganze. Dal Santo, Battaglin, ancora Battaglin, d'aiuto di Filippo Compagno, Silvio Costenaro, Battaglin, Costenaro, Filippo Compagno, il tentativo, la figlia di tiro intendeva servire poi Silvio Costenaro, ma si sono chiuse le maglie della formazione ospite. La conclusione di Mattia Cocco rimpallata dalla difesa rossonera, ma ancora una possibilità per Valdagno, 28 secondi per andare al tiro, si libera di Stefano Dal Santo,
Giovanni Codelli è andato al tiro, ha parato Marco Zanfi, ma siamo ancora con un'opportunità per Valdagno, attenzione, Mattia Cocco, alza e schiaccia ripetuti, la palla che danza pericolosamente davanti a Marco Zanfi, la difesa di Braganza che è andata sicuramente in bambole negli ultimi secondi. Buon per Braganza, non si è riuscito ad approfittarne, cade poi Silvio Costanaro, non è una buona idea quando Giovanni Codelli si stava avvicinando all'area avversaria. Va a dargli il cambio, a dare il cambio a Silvio Costanaro, Mattia Ghirardello. Ancora Braganza comunque in possesso con il suo numero 6 Mattia Ghirardello, l'ex di turno. Riparte però Valdagno con Giovanni Codelli che gli ha portato via sfera, preferisce rifugiarsi all'indietro da Mattia Cocco. Siamo ormai a 10 minuti dal termine. Giovanni Codelli, Mattia Cocco, Tonci De Oro, mentre rientra Andrea Bedolin e Braganza. Una buona ripartenza, la conclusione di Filippo Compagno, gli ha detto di no ancora una volta Bruno Sgaria. Allora Filippo Compagno, bravo Filippo Compagno a pescare sul secondo palo Stefano Dal Santo, ma è stato altrettanto bravo in fase di ripiegamento difensivo Andrea Brendolin a deluderne la conclusione di prima intenzione sul secondo palo. Era stata una buona combinazione questa. Qui c'è un passaggio che non viene controllato da Pietro Battaglini e allora Mattia Ghirardello, ma sarà possesso per la formazione ospite con Filippo Compagno che va a dare il cambio ad Andrea Dalla Valle, che ha avuto un problema nel primo tempo, è stato colpito da una pagnata del proprio compagno di squadra, nella fattispecie Stefano Dal Santo. Attimi di paura, poi si è ben ripreso, infatti è rientrato in pista in questo istante. La conclusione intanto di Mattia Cocco, la parata di Marco Zanfi, riparte Braganze con Stefano Dal Santo, la conclusione di Stefano Dal Santo, rimpallata Giovanni Codelli, viene fischiato fallo di squadra contro Valdagno, è il nono tra l'altro quello commesso dalla formazione ospite su una ripartenza. Il signor Ferraro ha visto una trattenuta e allora nono fallo di squadra per Valdagno. La conclusione di Mattia Ghirardello, ribattuta da Andrea Bettolin, la conclusione di prima intenzione di Andrea Bettolin sull'assist di Tonci De Oro, la parata di Marco Zanfi, ma ancora Valdagno in possesso che va a schiacciare Braganza. La tipica manovra offensiva della formazione di Diego Mir. Tutti e quattro nei pressi dell'area avversaria. Adesso invece trova maggior respiro alla manovra con Mattia Cocco a metà campo. Cade Mattia Cocco su un intervento irregolare di Stefano Dal Santo. 8:40 al termine, sarà punizione per la formazione ospite. Il sesto fallo di squadra commesso da Braganze, a un fallo dal bonus. Valdagno, Tonci di Oro, conclusione imprecisa sopra la traversa di Marco Zanfi. E allora siamo con Mattia Ghirardello, l'accelerazione di Mattia Ghirardello, la conclusione imprecisa di rovescio, un'altra conclusione altrettanto imprecisa dall'altra parte di Stefano Dal Santo, peccato. Possesso per Valdagno, l'accelerazione in bello stile di Mattia Cocco, la palla vagante lasciata lì dalla difesa di casa. Marco Zanfi che aveva respinto in avanti, si è avventato per primo Giovanni Codelli, ha colpito il palo esterno, a un passo dal terzo gol della formazione ospite, che ora avrà ancora un'opportunità offensiva con Tonci De Oro. Brendolin, Codelli e Brendolin sono stati compagni di squadra per un biennio in quelli di Sandrigo. Si sono ritrovati qui a Valdagno. Dalla Valle intanto dall'altra parte Mattia Ghirardello, la conclusione, la palla vagante non ci arriva dalla Valle, ci arriva invece Mattia Cocco che ripropone una controffensiva per gli ospiti. Una palla vagante ancora con Giovanni Codelli davanti a Marco Zanfi che gli nega la gioia del gol. E allora siamo dall'altra parte. Dalla Valle, Ghirardello, Dal Santo, Gallifa,
La conclusione di Gallifa, la rimpallata. Badagno sta sicuramente difendendo bene. De Oro, Centeno, Mattia Cocco. Se il risultato fosse finale fosse quello del primo tempo, Badagno sesto, anzi no, Badagno settimo e Bassano sesto, quindi non cambierebbe nulla. Badagno avrebbe il turno preliminare dei playoff e dovrebbe essere opposto al Correggio, che peraltro gioca domani col Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che andrà a Correggio magari se il Bassano batterà il Lodi. Forte dei Marmi andrà a Correggio per cercare di conquistare la prima posizione in classifica e il Trissino, battendo il Fedonica, arriverebbe secondo. Intanto vediamo, c'è qualche discussione. Volevano un fallo, una sanzione più pesante ai danni di Stefano Del Santo, che ha toccato palla con una mano a terra. Non ho ravvisato irregolarità particolarmente significative. Il direttore di gara si riprenderà quindi a 6 minuti e 07 con un possesso comunque ci pare in favore di Valdagno. Time out veloce, questo quello chiesto da Enrico Gonzo. Sei minuti e 07 al termine di questo incontro. Valdagno in possesso, Centeno a scambiare con Tonci De Oro, Bendolin, Centeno, Cocco, De Oro, il settimo fallo di squadra commesso ai danni di Tonci De Oro. Centeno e Cocco in possesso, pronti a riprendere il gioco. Fischio dell'arbitro Moresco. Bendolin, la conclusione di Bendolin, la parata di Marco Zanfi, ma ancora Bendolin a proporre una nuova manovra offensiva per i suoi. Mattia Cocco, Tonci De Oro, ultimi 5 giri di lancette ormai. Centeno, bella la girata del numero 22 ospite. Gallifa a contendere il possesso a Bendolin, che rinviene molto bene, va all'indietro dai propri compagni. La conclusione di Mattia Cocco, palla alta, sarà possesso per Breganze, con Pietro Battaglin che va a dare il cambio a Paul Gallifa. Stefano Del Santo a proporre una mano offensiva per i suoi. Mattia Ghirardello, nulla da fare. C'è un problema per Centeno che è caduto a terra. Fischia, interrompe giustamente il gioco il signor Moresco. Un problema al volto, un contrasto con un avversario nell'incrocio tra i due. Pare in grado di proseguire comunque il numero 22 ospite. Intanto Breganze inserisce Pietro Agostini che va a dare il cambio ad Andrea Dalla Valle. Probabilmente non ancora del tutto ripresosi dal colpo che ha ricevuto nel primo tempo, allorquanto su una punizione al limite dell'area inavvertitamente il proprio compagno di squadra lo ha colpito. 5 minuti al termine. Valdagno in possesso, Davide Piroli, Andrea Centeno, Mattia Cocco, De Oro, Cocco, Centeno, l'accelerazione di Centeno, la conclusione fuori dallo specchio della porta, difesa da Marco Zanfi. Mattia Ghirardello, un cattivo controllo, la conclusione a botta sicura di Davide Piroli, gli nega la gioia del gol a Marco Zanfi, un intervento in bello stile, e qui l'arbitro Ferraro
inavvertitamente smorza sul nascere una possibile ripartenza di Breganze, concede il possesso a Valdagno, ma Davide Piroli ha perso sfera in virtù dell'intervento di Mattia Ghirardelli in particolare, che qui va a cercare la conclusione. Ancora Mattia Ghirardello a scambiare con Pietro Agostini, 4 minuti al termine. Ancora Mattia Ghirardello all'indietro per Stefano Dal Santo. Battaglin dietro porta, Battaglin da servizio per Dal Santo, Mattia Ghirardello, Pietro Agostini, un secondo al termine, 45 secondi, scaduto il termine per andare alla conclusione per Breganze, 3 minuti e 30. Valdagno vicino dal cogliere i 3 punti in questo derby. Cade Pietro Agostini, perde il possesso della sfera, e allora dall'altra parte con Andrea Centeno, Clodelli, Andrea Centeno, Clodelli, Piroli, ancora Centeno in possesso, 2 minuti e 50, l'accelerazione di Centeno, la parata di Zanfi, possesso per Breganze. Bassano avanti nel punteggio, quindi tutto invariato se finisce così. Bassano sesto, Valdagno settimo. E Trissino che avrebbe l'opportunità, battendo Follonica, di chiudere la regular season al secondo posto, con Forte dei Marmi che, andando a punti in quelli di Correggio, chiuderebbe la prima posizione. Qui c'è una giocata in ottimo stile di Giovanni Clodelli, che innalza e schiaccia, mette la palla sopra la trasversale di Marco Zanfi, a un passo dal 3-0, e sarebbe stato un bel sigillo quello di Giovanni Clodelli. Quindi Breganze che a 2 minuti dal termine magari gradirebbe un 10° fallo di Valdagno per provare magari a trasformare la punizione di prima, anche se Bruno Sgaria ha fama di essere sicuramente un ottimo portiere anche in questo fondamentale. Anche se nell'ultimo turno ha trovato un cattivo cliente, nella fattispecie Saavedra, che lo ha colpito ripetutamente. Un 6-6 con rocambolesco, con strascico finale che ha penalizzato Valdagno anche in sede di decisione del giudice sportivo. Comunque torniamo in cronaca, ricordiamoci questi 2 ultimi minuti della regular season. Poi Breganze è atteso dalle 6 sfide di playoff, 3 delle quali qui al Pala Ferrarin. Gli avversari saranno Roller Scandiano, Hockey Roller Club Monza e Grosseto. In palio la permanenza in A1, compito proibitivo per la formazione rossonera, che comunque sicuramente vorrà onorare l'impegno, qualunque sia l'esito finale di questa complicata stagione, importante comunque per fare esperienza per i giovani del vivaio rossonero. E allora Breganze a 1 minuto e 26 con Mattia Ghirardello, la conclusione, trova il pattino di Mattia Cocco e c'è un possesso per Giovanni Clodelli con Marco Zanfi che gli nega la gioia della terza rete. Ottimo il secondo tempo del portiere rossonero, che ha sventato le conclusioni a ripetizione del Valdagno. Qui la conclusione di Pietro Agostini. Siamo all'ultimo giro di lancette, con Breganze che ha un'opportunità adesso con Mattia Ghirardello. Vediamo la scelta di Mattia Ghirardello. L'accelerazione del numero 6, la conclusione fuori dallo specchio della porta. Un ingaggio a 2, 44 secondi.
Pietro Agostini stava recuperando sfera, invece è intervenuto su di lui Davide Piroli, che se ne va in bello stile, sceglie il possesso, ne ha ben donde, la squadra ospite in vantaggio per 2-0. Andrea Centeno, vedremo se il Valdagno deciderà di andare a chiudere conservando il possesso della sfera. Chiodelli, Breganze non riesce a conquistare il possesso e allora si avvia verso una sconfitta casalinga per 2-0 la formazione di Enrico Gonzo, che poi si dovrà preparare ai play-out. 5 secondi, vediamo la conclusione di Pietro Battaglin. Finisce il match con la vittoria della formazione ospite del Y-Sport Valdagno per 2-0 in virtù delle reti tutte messe a segno nella prima frazione di gioco da Giovanni Clodelli e da Mattia Cocco. Da Fausto Pozzan un grazie per l'ascolto, un grazie al servizio offerto dalle telecamere di Studio 7 HD con Flavio Zattera e Filippo Zattera, operatori di giornata. A risentirci per le prossime occasioni, cioè per le partite dei play-out permanenza in A1 che vedranno impegnate il Hockey Lanaro Breganze. Ancora un grazie per l'ascolto e a tutti quelli che ci hanno seguito il mio più cordiale a risentirci. Buonasera da Fausto Pozzan.